Nel corso della venuta dell'assessore Razza diventerà bellissima, accompagnato dal parlamentare regionale Giusy Savarino, i rappresentanti del partito di Musumeci hanno avuto anche un momento dedicato alla politica a sostegno dei prossimi candidati alle elezioni comunali che si svolgeranno in provincia giorno 10 ottobre, tra questi un'iniziativa con il candidato di Porto Empedocle Clarino Lattuca, quindi a Favara presso il giardino della Farma hanno incontrato il candidato a sindaco, il dottore Totò Montaperto. Noi stiamo facendo una lista importante a sostegno di questa candidatura di Totò Montaperto, che è un professionista che stimiamo e che riconosciamo nelle sue competenze, è capace di poter risollevare questa città. Attorno a lui mettiamo una squadra di giovani, di professionisti, di persone che hanno entusiasmo e voglia di scommettersi al servizio di questa città. Ecco, diventerà bellissima, sono certa, sarà determinante per la vittoria di Totò Montaperto a sindaco, ma quello che più conta, diventerà bellissima con i suoi uomini, con le sue donne, sarà determinante perché la sindacatura riesca a dare risposte obiettive, certe e concrete alla città di Favara, che è quello che i cittadini chiedono. Mettere a disposizione la competenza della nostra classe dirigente, l'entusiasmo dei nostri giovani, la voglia di cambiamento e soprattutto il desiderio di essere accanto ad una realtà bellissima come quella di Favara, con la voglia di essere determinanti in questa campagna elettorale, non solo per il risultato, soprattutto per poter dare a Favara quell'attenzione da parte del governo regionale che in questi anni non è stata neppure richiesta. Sono molto orgoglioso ed incoraggiato dall'apporto di Diventerà Bellissima, una formazione politica in crescita, leale nei miei confronti. Quindi questo mi rende fiducioso per quanto riguarda l'esito della campagna elettorale. Noi abbiamo sposato un motto che è quello: insieme si può, perché abbiamo bisogno sia dei cittadini che devono assumere degli atteggiamenti e comportamenti virtuosi da parte dei dirigenti e da parte della politica, e quindi l'aiuto in questo momento di veramente grande crisi che sta attraversando Favara, l'aiuto delle forze politiche che hanno riferimento a livello regionale credo che sia indispensabile.